Ebbene sì, siamo qui per iniziare un'ennesima puntata di 1000 Voci. Bentrovati, benvenuti a questa 15ª edizione. E in questa 15ª edizione abbiamo delle grosse novità, insomma, ormai le abbiamo conosciute nelle altre puntate, però noi... Una novità che rimane con noi durante il corso di tutta la puntata, la nostra 1000 Voci Band! Cara Daphne, grazie. Ma non è l'unica novità, noi abbiamo gli ospiti cantanti con noi per tutta la puntata. Ci terranno compagnia nella puntata di oggi Lorenza Bettarelli, Cattiva Arnà, Zeo, Roberta Faccani, Domenico Bartolomeo, Irina Arozanena, Michele, Franco Dani e la Little Tony Family. Chissà che prima della fine di questa edizione riusciamo a fare una coreografia su questo stacchetto. Assieme. Potrebbe essere un'altra novità di quest'anno, anche se All'ultima farti puntata. ballare. Oh, bella idea, abbiamo tempo. Lo so. Bene. Allora, una curiosità, ma perché sei vestita così tu? A proposito di ballare, mi sembri una ballerina di flamenco. Sei venuta per ballare o per parlare, per hablar espagnol? In questa occasione vi omaggerò di un brano proprio spagnolo, quindi questa mi sembrava una misa adatta. Io sono talmente curioso che vorrei sentirti adesso. Subito. Alan Brescia. Va bene, non riesco a dirti di no. Quindi questo brano è un brano in cui verrò accompagnata da Gianluca Sinatra e da Micol, che balleranno questo brano, che è un brano famoso, molto famoso spagnolo, cantato da grandi cantanti, e ho provato a cimentarmi anch'io in questa pronuncia e spero che insomma... Come so chiamas? Historia de un amor. Mamma mia. Olè! Ti lascio con loro, in loro compagnia. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí
fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Grazie a Gianluca e Nicole e grazie a voi. Bene, andiamo avanti con la nostra puntata e vi presento un'altra grande voce femminile di questa edizione che ci ha anche tenuto compagnia in passato e fa parte della famiglia di Mille Voci, e devo dire che non è così semplice tra donne nel mondo dello spettacolo piacersi, e invece noi ci piacciamo, andiamo anche molto d'accordo, abbiamo anche avuto il modo di cantare insieme, perché di fronte alla bravura bisogna semplicemente dire sì, è vero, è molto molto brava. E lei è Lorenza Bettarelli. Vieni Lorenza. Grazie. A Lorenza Senti, è una ti grande... devo fare i complimenti perché io mi sono veramente gustata questa canzone che io adoro, pazzesca, ed è veramente emozionante. Sono molto contenta. Guarda, devo dire bellissima. che il merito però è sempre, alla fine bisogna nominarlo, perché è sempre di Gianni Turco il merito, perché devo dire che io ho sempre avuto la tendenza a cantare delle canzoni dove mi metto proprio a strillare a pieni polmoni, così, e invece lui ha detto: secondo me dovremmo trovare questo filone nel quale canti in maniera più calda, più sensuale. Ora, io non mi sentivo molto sensuale, non mi ci sento nella vita. Invece, guarda, veramente e quindi abbiamo dovuto fare un lavoro veramente per arrivare bellissima, a bellissima. Questa. Quindi sono molto molto contenta. Hai tirato fuori un Grazie. colore della voce che veramente credo che ti appartenga. Bello, grazie, sono molto contenta. Ora Lorenza, tocca a te. Che cosa ci canti oggi? Allora, un omaggio a Jimmy Fontana che ho conosciuto. Io penso che possiamo... Abbiamo fare avuto tutti modo un di omaggio, lavorare anche no? insieme, quindi è questa canzone che io amo, ma non soltanto io, ovviamente, e il mondo. Ah, beh, credo che ci gustiamo tutti quanti Lorenza Bettarelli in questo omaggio a Jimmy Fontana. A Mille Voci 2019, Lorenza Bettarelli con Il mondo. Grazie. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti.
con la gioia ed il dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia ed il dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Lorenza Vettarelli, grazie, 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 grazie. E a proposito di mondo, ora un'artista internazionale, nel senso che lei non è italiana, è nata a Parigi, è una cantante, è una ballerina, una pianista, compositrice, insomma è un'artista, come si dice, molto poliedrica. È stata persino decorata del Gran Premio dell'Umanità dell'UNESCO. Io mentre... ecco, vedo che c'è Cesare. Cesare è un signore che fa da... possiamo dire, è effettivamente un cameriere. Brasiliano. Da San Paolo do Brasil. Da São Paulo para Itália. Para Itália, che? Lógico, São Paulo para Itália. Para Italia. San Paolo a Roma c'è pure Roma, San Paolo piacere, pure. Roma. C'è pure San Pietro a Roma, sai? Prego, date a bere naturalmente agli ospiti, ma invece lei è già pronta. E qui Cathy Varnà. Cathy, prego. Cathy. Alors, Cathy Varnà, la domande nasce spontanea. Vous parlez italien? Un po'. Meno male, perché sennò avete brutto. Io l'unica parola che so in francese è oulala. Oh,
E non Bueno. Buono. Ho letto che tu hai fatto molti importanti incontri nella tua carriera a livello artistico. Qual è stato il più importante? Quello che ti ha segnato la carriera? Emozioni. L'emozione. Sì. E questo è il cognome di questo... no, io dicevo a livello artisti Sì. che tu hai conosciuto nella tua vita. Sì, artisti Con cui tu hai dialogato, ti hanno dato dei consigli. Sì. Leggo Gloria Sì. Gaynor, per esempio. Sì, Gloria Gaynor, aussi Kool and the Gang. Sì. Anche Kool and the Gang, anche Earth, Wind and Fire and many artists international, English and American artists. Io ho già capito che è arrivato il momento di cantare. Sì. C'è meno dialogo parlato, ma da casa avranno capito sicuramente tutto quello che hai detto e vogliamo sentire fino in fondo anche quello che canti. Quindi Grazie. canterai una canzone dal titolo? Mais moi, ma noi. Ok. Cattiva Arnà! Grazie. Même si moi, je n'ai pas vu belle cité de Shambhala où les âmes se mettent à nu au royaume d'Himalaya, le triomphe de la lumière, de l'énergie sur la matière. Même si j'ai manqué l'acropole, les pyramides de Gizeh, murailles de Chine qui somnolent, et de Taj Mahal le palais, où l'écho prie a cappella, l'amour d'un roi dans l'au-delà. Mais moi, je me fous de mourir demain, brûlant tout mon livre, mon chemin, pour toi, pour toi. De t'avoir rencontré, oh toi, même sans voir Zeus à Olympie ou les jardins de Babylone, même le phare d'Alexandrie ou de Petra, belle colonne, colosse de Rhodes au flambeau, Christ de Rio de Janeiro. Et même si le nombre qui croit grossit de nos petits matins, et de ces ombres qui s'assoient, rougit tes larmes, cœur témoin, je serai toujours de l'amour que tu m'as donné chaque jour. Et moi, je me fous de mourir demain, brûlant tout mon livre, mon chemin, pour toi, pour toi. Je me fous de mourir demain, brûlant tout mon livre, mon chemin, pour toi, pour toi. Mais moi, je me fous de mourir demain, brûlant
Cathy Wagner, merci beaucoup. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Avremo il piacere di averti ancora con noi qui a Mille Voci, vero? Sì, grazie, Bene, grazie. ti ascolteremo con piacere. Grazie. Grazie a Cathy Wagner. Ho preso ripetizioni di francese dalla moglie di Franco Dani, cioè diciamolo, perché non è che è così spontanea la cosa, quindi io ogni tanto vado da lei e mi faccio dare qualche lezioncina. Detto questo, adesso andiamo avanti con la nostra puntata con due compositori che sono già stati ospiti di un'edizione qui di Mille Voci lo scorso anno, e loro, ci siamo divertiti perché ho detto tengono alto il nome della musica italiana in Europa, perché loro vengono dal Belgio, la Zeo Band! Franco e Vincenzo. Zeo Band, voi siete compositori e venite proprio dal Belgio, da Bruxelles, abitate a Bruxelles e tenete alto il nome anche della musica italiana all'estero, no? Avete questa... Siamo obbligati. Obbligati Perché la canzone italiana è bellissima nel mondo, la gente piace tanto. Vero, vero. Siamo a volte il genere musicale, la musica italiana è molto apprezzata all'estero. In alcuni casi per alcuni artisti sono anche più apprezzati all'estero che qui in Italia, a dire il vero, no? È verissimo, cioè in Italia da anni, non solo da adesso, si soffre un po' di tutto quello che viene per esempio dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti. Noi importiamo la musica. Adesso i latinos, tutte queste cose qui. Mm-hmm. È un peccato perché c'è un'influenza anche, vediamo, sulle radio internazionali dove si sente poco la musica e la canzone italiana. E questo è un peccato. È un grande peccato. Il bel canto è nato da noi, la melodia anche, direi la musica in generale, e quindi occorrerebbe un po' di riscossa. E Mille Voci è una riscossa, ecco, come fate qui per, voi, sì, certo. per la musica italiana, quindi sì. Grazie di essere qui con noi. Grazie. Con cosa ci omaggerete oggi? Cosa ascolteremo? Un brano? Sì. Allora, il brano si intitola Richiamo, è la sintesi di un'avventura estiva sulla spiaggia, al mare. Quindi siamo in Via. tema, perché il periodo è questo. Sì. E via. La Zeo Band con Richiamo. Grazie. Vorrei che torni l'estate con il ricordo di te, che in me, sai, vive oramai. Spiagge e labbra salate che consumavi con me. Sento il richiamo
Bravo! Grazie. Grazie a voi ragazzi, grazie. Grazie. Bene. Allora, a questo punto io vorrei presentare una cantante che è anche una compositrice, autrice di testi, di canzoni, ed è anche una, come dire, ha un'esperienza enorme, pur essendo giovane, molto giovane, eppure, sì, possiamo dire, almeno sembri giovane, non lo so, o sei bravissima anche a dimostrare questo. Lei ha avuto grandi esperienze, per esempio con i Mattia Basara qualche anno fa è stata voce femminile, posso dire che era femminile la voce, decisamente, anche perché va molto su con la voce. Sto parlando di Roberta Faccani. Tu mi fai morire da ridere, sì? Lo sai, sei troppo forte. Grazie. Ma sì. sei... Dai, no, ma io... Me No, metto, ti vedo ma molto no. alta. Se vuoi mi metto così. No, guarda. no, sei molto alta, poi vedo che metti i tacchi, così vai ancora più su con la voce, capito? Dici che è quello? Sì, è quello. Ah, non ci ho mai Secondo me pensato, sì. potrebbe essere il Potrebbe sottotacco, dici? Esatto. Che aiuta. Vabbè, cosa ci canti oggi? Allora, il prossimo è un brano che io ho scritto come apripista dell'ultimo album, Matrioska Italiana, che è un album che ho fatto in Russia, proprio perché la musica leggera italiana, a ribadire quello che i colleghi hanno detto poc'anzi, Sì. è molto amata all'estero, tantissimo nei paesi dell'ex blocco sovietico. Siamo andati tante volte con i Mattia e lì ho conosciuto questa produttrice che mi ha prodotto l'album di tutte cover delle più grandi e importanti canzoni italiane, ma adesso vi faccio sentire un singolo che ho scritto io, musica e parole, che si chiama L'altra metà di me. Benissimo. Roberta Faccani. Tu chi sei? In quale posto te ne stai? Che fai? Chissà se tu mi pensi mai. Piangerò un viso che nemmeno so, annusando sempre il vento, vivo ogni momento per incontrare l'altra metà di me che aspetto da una vita, quella che senza te non è mai cominciata. Siamo dispersi noi in giorni uguali, notti buttate via senza emozioni, amore grande che ti fai desiderare, forse perché forse non c'è l'altra metà di me. Dimmelo, che è un gioco della frenesia, perché ormai la vita sta volando via. Riderò e fingerò di credere a un'amica che mi dice che bisogna essere felice senza cercare. L'altra metà di me che aspetto
Roberta Faccani. Grazie. Una grande cantante, una grande autrice, una grande ospite di questa edizione di Mille Voci. Grazie di essere con noi. Grazie a te, Daphne, grazie a tutta la famiglia di Mille Voci, grazie. Bene, e adesso un altro membro di questa grande famiglia di Mille Voci. Lui è una persona che riesce a cantare bene la musica leggera di tantissimi autori diversi qui in Italia ed è Domenico Bartolomeo. Eccoci, buongiorno Daphne. Buongiorno, ben trovato. Grazie. Tu sei un abitué di questa trasmissione. Sì, ormai sì. Con piacere, perché Molto piacere. ci canti sempre delle canzoni bellissime. In questo caso ho letto il titolo della canzone, c'era da fare la battuta alla Gabriele Marconi, ma ancora qui. Ancora qui. Ancora qui. Ancora qui. Ancora qui. Domenico Bartolomeo è ancora qui, ma ancora qui è la canzone che ci Sì, canterai. è una bellissima canzone di Renato Zero che è tra gli artisti che a me piacciono, quindi ogni tanto vado a pescare qualche bella canzone. Questa a mio parere mi piace molto. E allora siamo e speriamo che contentissimi. piaccia anche al nostro pubblico. Assolutamente sì, siamo contenti di avere ancora qui Domenico Bartolomeo. Grazie. Non è mai facile un ritorno, non è impresa da niente, ma finalmente arriva il giorno che tu fai pace con te. Capire il vento, la ragione, il momento, spogliarsi di ogni incertezza, inseguire un canto, anche se per gli altri sarà follia. Ad occhi chiusi io riconoscerei la mia prima volta, tra quei sorrisi e quella sincerità il mondo era mio. Quella minestra calda quanto mi manca, essere il primo a tutti i costi, davvero stanca. Voglio respirare poesia, la mia. Ancora qui per dire di sì ai miei sentimenti, con l'onestà di chi non ha mai parlato con te. Abbracciami adesso, perché è tempo di noi. Io non ti ho scordato, non l'ho fatto mai. Una domenica diversa da qui, talmente lontana. Era un appello che forse per noi non tornerà più. I miei pensieri in volo dalla finestra e diventava un pianeta quella mia stanza. Se il coraggio è un premio non è, cos'è? Ancora qui per dire di sì, riaccendere i sensi, affinché tu non mi veda più diverso da te. Nessuna dogana per noi, né ieri né mai. Ecco il mio indirizzo, torna quando vuoi. Lascia la porta spalancata alla vita,
anche se l'hanno umiliata, brutalizzata, c'è ancora qualche cosa di me, in ogni latitudine c'è qualcosa per cui ritornerei da te, ancora da te. Grazie, grazie. Grazie a te, Grazie. Domenico Bartolomeo. Gabriele. Alla prossima. E la prossima cantante è un insegnante addirittura di canto, è una vocalist, ha collaborato e collabora tuttora con altri personaggi, altri artisti, mi viene in mente Ivana Spagna, Tony Esposito, sto parlando di Irina Arozarena. Ecco. Cara Irina, che piacere rivederti. Anche per me. Bene, bene. Senti, tu vieni da La Habana, giusto? Sì, La Habana, Cuba. Ma ormai da tanti anni sei in Italia? Sì, vivo da 24 anni in Italia. Prima ho vissuto a Napoli e ora a Roma. A Roma, bene. Però hai la passione per la musica italiana anche? L'amo. L'ami alla follia. E stasera canti accompagnata tra l'altro da... Dalle bellissime ragazzine del Ma brave anche. Molto oltre. brave, bellissime. E canterai una canzone dal titolo? E se domani? E se domani è... Va bene, e se domani continua. E se domani? La canti adesso però. Anche. Ma va bene anche per domani. Va bene. Per sempre. Con te per sempre. Irina Arozarena. Grazie. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me, quello che basta all'altra gente non mi darà nemmeno della perduta felicità. E sottolineo se all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me, quello che basta all'altra gente non mi darà nemmeno della perduta felicità. E se domani, e sottolineo se all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. Sottolineo se all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. Avrei perduto il mondo
solo te, non solo te, non solo te. Irina e il Grazie. suo corpo di ballo. Voglio ringraziare Gianni per questo invito perché sono veramente emozionata. Ma di noi stare siamo questa sera con voi. contentissime di Grazie. averti qui, contentissimi. Grazie Irina e grazie alle tue coriste. Hai visto no? che belle che sono? Belle, veramente. Viva la giovinezza. Sono le tue allieve, sì, di la verità. sì. Questo è sfruttamento Ecco. però. Bene. Grazie Irina. Ora io... Una delle novità di questa edizione è il fatto che noi abbiamo la Mille Voci Band, la nostra orchestra, che ci accompagna con gli stacchetti, e questa orchestra è formata da tutti i musicisti professionisti che suonano in giro per l'Italia, fanno delle tournée, scrivono, compongono, e nel corso di questa edizione abbiamo modo, puntata per puntata, di conoscere la loro professionalità. Mi piace raccontare questo aneddoto brevemente. Nell'organizzare questa edizione di Mille Voci conosco questi musicisti e mi ritrovo a vederne uno e a dire: ma noi ci conosciamo. E ho incontrato questo musicista dopo ben 20 anni che non ci vedevamo. Noi abbiamo suonato insieme e ci siamo mantenuti in contatto attraverso questi social che vengono tanto criticati, lo dico sempre, ma possono essere molto utili a mantenere certi contatti. E ci siamo ritrovati qui a Mille Voci. Gengi Mancini! Eccoci qui Giancarlo, Eccomi, dopo bella. 20 anni. 20 anni. Ma rivederti qui è stato un vero piacere, perché ho saputo che ci sono state delle vicissitudini un po' tristi, no? Legate all'arrivo di una malattia che ti ha un po' invalidato e quindi impedito di continuare a suonare per un periodo. Mi ha tolto la musica, mi ha tolto quella che era la mia vita. È stata proprio l'occasione di farci fisioterapia nel vero senso della parola, cioè di impuntarmi al voler di nuovo riuscire a suonare con dei limiti un po' maggiori rispetto a quelli di una volta, però usando l'esperienza ho semplificato e ho ricominciato. Quando si dice che la musica è terapeutica, anche perché tu suoni più di uno strumento, qui abbiamo visto suoni il sassofono, suoni la chitarra, e in questa puntata con cosa ci omaggi? Con In Alto Mare, Loredana Bertè. Bene. Strano con sto vocione, Eppure secondo me sarà una bella interpretazione col tuo vocione. Gengi Mancini, In Alto Mare. Oh no! Vediamo già da un po', bene o male non lo so, se la guida agli occhi tuoi, un amore grande e noi peschiamo nella fantasia, pietre verdi di Bahia, al timone la follia, e ci ritroviamo in alto mare, in alto mare, per poi lasciarsi andare. Sull'onda che ti butta giù e poi ti scaglia verso il blu e respirare in alto mare come due uccelli da ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più. Lo so già che la terra spunterà, è normale sia così, perché noi viviamo qui tra i rumori di una via, tranquillanti in farmacia, figli dell'ideologia, e non possiamo starci in alto mare, in alto
onda che ti butta giù e poi ti scaglia verso il blu e respirare in alto il mare come due uccelli da passare, piuttosto che tornare giù per dirci non si vola più. Gengi Mancini. Bravo Giancarlo, bravo. Prego, prego, torna al tuo posto nella Mille Voci Band. Noi ci Grazie. avviciniamo da questa parte dove ci sono gli ospiti e ce n'è uno in particolare che è ormai di casa. L'abbiamo visto in tante puntate e naturalmente fa parte della famiglia di Mille Voci da anni, ma io sto parlando di Michele. Michele! Con la sua voce calda possiamo dire che è un artista internazionale perché tu canti in parecchie lingue diverse. Quando capita, sì. Sì, sì. Genovese, ecco. emiliano. Beh, non Dimmi fa... una cosa in emiliano. No, no, adesso poi... Mai provocato. No, vabbè. Io non l'ho capita però perché non parlo, No, non me la spiegate dopo. Tanto questa poi la taglia Gianni, ecco. sicuro. Posso dirne un'altra? A salute. A salute. Cosa vuol dire? Salute. Ti saluto. Ti saluto. No, vedi, io No, devo fare salute ripetizioni qua perché va bene lo spagnolo, va bene il portoghese, io alcuni dialetti non li conosco. Dai, Dai, vai. Sant'Antonio Piccolin, King e Pan, King e Vin, King e Legna da Brusar. Sant'Antonio, comegna da far? Questo è ferrarese. Ferrarese, che è ben diverso dallo spagnolo, dal bolognese, tutte le altre anche lingue. dal tedesco è molto diverso. È molto diverso, vero? Ma, Sì. sì, però per me era spagnolo, nel senso non ho capito che avevi detto. Che avevi detto? Non l'avevi tradotta quella frase che hai detto? Quale? Quella poco fa, quella in ferrarese. Il ferrarese di Sant'Antonio, no? Ah no, Sant'Antonio Piccolino lì. Allora, Sant'Antonio Piccolino, qui non c'è pane, qui non c'è vino, qui non c'è legna da bruciare. Sant'Antonio, come possiamo fare? Ecco. Mi piace perché c'è un bel messaggio. È lo vero, nasconde è proprio vero. Beh, questo è il fascino Però dei stasera nostri dialetti. tu canterai una canzone in inglese, possiamo dire. Sì. Che... Mi sono attrezzato, vedi, perché è un classico del rock and roll. Rock and roll, quello moderato, quello sussurrato, del grande Gene Vincent. Bebopalula. Michele! Oh, be-bop-a-lula, she's my baby. Be-bop-a-lula, don't mean maybe. Be-bop-a-lula, she's my baby. Be-bop-a-lula, don't mean maybe. Be-bop-a-lula, she
my baby, my baby, my baby. Well, she's the camel in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the one that I know. She's the one that loves me so. Say, be Bobby Louie, let me share my baby. Be Bobby Louie, let me don't make me baby. Be Bobby Louie, she, my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one that got that beat. She's the one with the flying feet. She's the one that bops around the store. She's the one that got more. Be Bobby Louie, let me share my baby. Be Bobby Louie, don't make me baby. Be Bobby Louie, she, my baby, my baby, my baby. Runner! She's my baby. Be Bobby Louie, don't make me baby. Be Bobby Louie, she's my baby. Be Bobby Louie, don't make me baby. Be Bobby Louie, she, my baby, my baby, my baby. It's alright. Michele, grande Michele. Grazie, grazie. Una curiosità, tu sei appassionato di calcio, mi pare, vero? Sì. Tifoso della Sampdoria. Sampdoria, giusto? Mi ricordavo bene. Sempre forza Samp. Vabbè, te lo concedo. Grazie. No, perché effettivamente anch'io sono un appassionato di calcio. Mi diverte vedere i calciatori giocare, ma mi diverte ancora di più sentirli parlare. Alcuni mi fanno proprio ridere, per esempio Buffon, già il nome è tutto un programma, quando parla, Buffon sapete, no? È stato il portiere della nazionale per tanti anni, anche capitano, quando parla Buffon sembra che sia appena svegliato e appena finito di fare colazione bevendosi una bottiglia di grappa. Ma sì, dai, penso che i tifosi debbano essere contenti del risultato e che vedano il bicchiere mezzo pieno, che poi ci penso io a svuotarlo. Anche tra gli allenatori il modo di parlare è un po', diciamo, un po' ridicolo a volte. Penso al CT della nazionale che ha vinto il mondiale del 2006 proprio con Buffon, Lippi. Quando parla pure lui sembra che ha appena finito di mangiare e gli è rimasto qualcosa tra i denti. Ma il calcio è semplice, quello che conta è vincere. E per vincere non occorre comprare gli arbitri, basta prenderli in affitto. Poi c'è un altro allenatore che è sempre un po' cicciottello, no? Lui sta a dieta, però non riesce evidentemente a seguirla fino in fondo. È l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, detto anche Carlo Magno. Ma penso che non è assolutamente vero, che penso solo a mangiare. Io penso soprattutto al Napoli. Per vincere dovremmo comprare un giocatore che ha giocato nell'Udinese, Lasagna. Da metterlo in campo no, da metterlo al forno. Insomma, ci sono vari personaggi, vari allenatori in particolare. C'è quello ombroso, Spalletti, no? Spalletti, che poi c'è certe Spalletti, mette paura, altro che Spalletti. Lui è sempre arrabbiato, sempre un po'... e anche un po' filosofico quando parla. Ma la squadra deve giocare bene, con i giusti comportamenti
in quelle che sono le varie situazioni di gioco, perché poi se si gioca male c'è poco da fare, non si va da nessuna parte. Se si vuol vincere bisogna stare uniti, e quando si sta uniti che è più facile metterlo dentro il pallone in rete. Invece c'è quello più sorridente, vede tutto in positivo, no? Ha allenato e ha vinto in Inghilterra, è stato anche allenatore della Roma recentemente, Claudio Ranieri. Ma ai miei giocatori dico, dobbiamo essere positivi e poi quello che viene, viene. Dobbiamo cercare di guardare sempre col sorriso, con loro un ottimo rapporto, ma non mi piace che mi diano del tu. Glielo dico sempre, diamoci del lei, anzi dell'Eister. Ho fatto la battuta. Fa pure le battute queste, talmente positivo lui. E poi c'è un'altra coppia di allenatori che sono uno la luce e uno il buio, nel senso che c'è un allenatore che non allena più da tanti anni, però ha vinto tanto, è stato anche CT della nazionale, Arrigo Sacchi. Beh, l'ho detto tante volte, io col calcio ho tenuto molto e mi sarebbe però piaciuto vincere con la nazionale italiana. Oggi se potessi allenare la nazionale forse qualche possibilità in più di vincere ce l'avrei con Chiesa, avrei molte probabilità per vincere con Chiesa. Quante? l'8 per 1000. Invece un allenatore che non ha vinto proprio mai, Zeman. Ho detto tante volte, per me non è importante il risultato positivo, ma solo se il risultato positivo al doping. Non mi piace vincere con doping, manco con le medicine, non sono i farmaci a far correre più veloci. A parte la purga, che fa correre subito in bagno. Forse per questo hanno detto che sono allenatore, come allenatore sono un cesso. E forse hanno ragione a dire che sono un cesso. Alla fine vengo sempre scaricato. Daphne, dove sei? Eccomi. Daphne, la faccio anche a te la domanda. Tu sei un'appassionata di calcio? No. Come no? No. Non ti piace proprio niente? Non hai riconosciuto nessuno dei personaggi che ho imitato? Qualcuno. Qualcuno, tipo? L'ultimo? Ah, Zeman. l'hai riconosciuto? No, ero attenta e ho sentito hai che hai sentito detto che era la lui. parola. Ho capito. Va Allora, bene. noi siamo gli allenatori invece Sì. qui di una grande squadra di artisti, quindi Sì, è adesso vero, è gli vero, è vero. allenatori facciamo un po' da allenatori noi di questa squadra e abbiamo nella squadra di Mille Voci una new entry che si è già esibita in questa puntata, ma noi siamo contenti di averla qui con noi, quindi di farla ricantare, la nostra Roberta Faccani. Grazie della cavalleria. Sì, io sono galante. Abbiamo sentito, Roberta, il brano Apripista di Matrioska, come ci hai raccontato, e adesso invece che cosa ci canti? Una cover che ho sempre amato fin da ragazzina di uno dei compositori italiani, un po' dimenticato secondo me, uno dei migliori, il grande Maurizio Fabrizio. E questo è un applauso a lui se volete, perché io credo che sia davvero uno dei grandi. Ha scritto delle cose splendide. Pagine indimenticabili. È vero. Una delle quali appartiene a una vittoria sanremese del grande Riccardo Fogli. E quindi lo dici Storie tu? di tutti i giorni! E ce la cantiamo tutti insieme a Roberta Faccani! Grazie. Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi
corsa, sempre a metà, un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come vorrei. Storie come amici perduti che cambiano strada, se li saluti. Storie che non fanno rumore, come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro, come un piccolo punto su un grande muro, dove scriverci un rigo a una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, è un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi né grossi guai. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come anelli di fumo in un posto lontano, senza nessuno, solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più che se ne va, dimenticato tra i rumori di città, per tutti quelli così come noi. Niente è cambiato, niente cambierà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è forte come vorrei. Tanta roba, come si dice. Roberta Faccani. Grazie. Grazie a te, grazie. Grazie. Ecco, quel microfono, sì, potrebbe servire proprio. Glielo dai tu, che bello, che lo vuole. Con grande piacere. ricevere da te, sicuramente. Tra due bellezze si intende. Qui. Vieni, Vengo, vieni. arrivo, Caro arrivo. Franco Dani. Eccoci qui. È inutile fare tutto. Tanto ormai mi conosci. Ormai ti conoscono. Bene. È inutile No, che- ti conosco io, ma ti conoscono ormai da tanti. Sì, da tanti, tutti, anche perché si può dal dire. 2007 che io partecipo a 1000 voci. E quindi ti conoscono per questo, non per quello che hai No, fatto no, prima. no, voglio dire, però voglio dire che dal 2007 partecipo, questa è la mia Vabbè. 15ª, Praticamente 14ª edizione, sono evidente. sempre presente grazie a Gianni Turco Sì. che mi fa sempre partecipare. Certamente la gente mi ha conosciuto negli anni passati come attore di fotoromanzi. Certo. Quello Però sì. ormai ti sei fatto un altro tipo E di certo, carriera poi e ho cominciato a con ottimi cantare, avevo risultati. dei bei risultati, ho partecipato a molte manifestazioni negli anni passati Sì. e adesso voglio far ascoltare una canzone. Una canzone dal tuo... Dal mio come- album Vai, dal mio album Vai, Come? Vai. Vai? E vai. Io adesso no? No, ti lascio ancora qui, non ti No, ma come si preoccupare. intitola la canzone? Mi piace La canzone è sapere intitolata Mi piace i titoli, mi piace... La voce mia. La voce tua? La voce mia. La voce mia, ecco, questo è il titolo giusto per una canzone mia, sarebbe perfetto, che io non riesco a trovare la voce mia, nel senso che ne faccio tante imitazioni, a volte non la trovo, e stasera la trovo con te. La voce mia... La voce mia, e voglio dire anche gli autori, perché sinceramente giusto. Non è ultimamente, tua, ultimamente la no, ultimamente voce mi è stanno- tua, però la sì, canzone è di anche qualcun altro. di qualcun altro, perché io Giusto. voglio sempre ricordare chi mi scrive delle canzoni, e quindi Luigi Mosello e Lancioli, e questa canzone l'ascoltiamo. Giusto, noi soprattutto. Ok. Tu la canti pure. Io la canto e tu Franco Dani! La voce è mia.
dare il nome tuo. Io con te non avrei dubbi e paure, ma soltanto un futuro. Io so che mi raggiungerai, che il sogno sono io e credo alla tua fede, ma c'è qualcuno accanto a te che non mi vuol vedere perché non sente niente. Sarai la voce mia per lui, Sarà la voce mia la forza, e allora tutto cambierà, ritornerà anche il sole, ritornerà la vita. Tu stai lì, non svanire, non mi lasciare proprio quando sto lottando. io so che cosa son per te e quanto sai di me, della mia lunga storia. Vedrai che prima o poi sarai insieme a queste mani che stringerai sul cuore. Sarai la voce mia per lui, Sarà la voce mia la forza, e allora tutto cambierà, ritornerà anche il sole, ritornerà la vita. Vedrai che prima o poi sarai insieme a queste mani che stringerai sul cuore. sarai la voce mia per lui, Sarà la voce mia la forza, e allora tutto cambierà, ritornerà anche il sole, ritornerà la vita. Tu per me la voce mia Franco Dani e Daphne, che magnifico duetto! Davvero. Questa è veramente emozionante questa canzone, perché poi io l'avevo già cantata con una cantante lirica, Domenica Zamara, e quando Gianni Turco l'ha ascoltata questa canzone la devi cantare con Daphne. È stata una bella prova. Una bella prova, e devo dire che la canti veramente alla grande. Grazie. Alla grande.
Mi sono anche emozionato. Noi Ma abbiamo il Jack. rischio infatti è questo. È l'emozione, È l'emozione, sì. perché quando poi cantiamo insieme scappa la lacrima, perché poi è una canzone bella dedicata alla speranza, no? Alla vita. Alla quindi, vita, certo. ci medesimiamo molto e infatti dico attenta, cercavo di concentrarmi per paura che mi colasse il trucco. Allora, la prima volta che l'abbiamo cantata nel tuo special, la lacrimuccia mi è arrivata anche a me. Sì, Oggi sono riuscito a trattenermi. Però insomma, spero che la nostra è sempre emozione... emozionante cantare questa canzone con te. Assolutamente sì. Spero che la nostra emozione sia arrivata anche a voi che ci seguite da casa. Sì. Grazie. Grazie. Allora io a questo punto, ecco, Siamo Franco è già arrivati andato credo al suo alla posto, fine. però vorrei... Siamo alla fine, penso, no? sì, della siamo nostra alla fine, che puntata, di dobbiamo una chiudere alla grande, per cui... puntatona di 1000 voci e abbiamo degli ospiti speciali, anche loro fanno parte della famiglia di 1000 voci, la Little Tony Family. Ecco. Ciao a tutti. Qua. Ecco qua la nostra Cristiana e il nostro Angelo, loro sono Cristiana Ciacci, l'avrete riconosciuta, la figlia di Little Tony che porta, facciamo un applauso. Grazie. Facciamo un applauso a te e ogni volta che si parla di te poi il pensiero è naturale che vada inevitabilmente al Mentre tuo papà. quando si parla di Angelo proprio, che c'entra? Dice Angelo che vuol dire? Invece Angelo No. c'entra, perché C'entra Angelo è perché- stato il musicista di Little Tony per tantissimi anni, giusto? Per più di Quindi 25 anni. Più di 25, Sì, quindi avevo 10 anni quando ho cominciato, quindi insomma, eccomi qui. questo è detto per le telespettatrici a casa che così Assolutamente, fanno i certo. conti. Sì, altrimenti fanno i conti, oddio. Non va bene. Allora, la Little Tony Family è il gruppo che porta avanti le grandi canzoni di Little Tony. Noi siamo contentissimi di avervi qui con noi a 1000 voci. Con cosa ci tenete compagnia in questo finale di puntata? Mare e profumo di mare, Sì. del telefilm Love Boat. Vi prego, insomma. le guardavo tutte le Infatti per puntate. questo l'abbiamo fatto per te. No, ma guarda. veramente, io sono di quella generazione che guardava questo telefilm con Anche questo... io. No, vero? Perché siamo lì, innamorata di questa sigla che credo veramente... Ma in quali dei personaggi ti ritrovavi? Nel capitano della nave, ovviamente. Io Sono un in po' Julie. megalomane. Julie? Julie. Lei infatti è quella più carina. Allora, la Little Tony Family con la sigla di Love Boat. Profumo di mare. Mare, profumo di mare. Grazie. A voi. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare. Sento che sto lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse è solo da un momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Mare, profumo di mare, è colpa del mare, del cielo e del mare. Questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse è solo da un momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Grazie. Grazie. Grandi, grandi. Grazie.
per questo momento così romantico. Adesso però vi svelo la battuta, perché quando siamo andati dietro le quinte, tu con quale personaggio ti ricordi? Io vorrei il coraggio che hai avuto. Io mi identificavo nel pesce del mare, quello che ogni tanto veniva fuori. Invece no, tu in realtà... tu mi hai guardato, ammettilo, e hai detto certo potevi dire la nave. Ma guarda, Io non volevo dirlo davanti alle telecamere, però già che l'hai detto tu. Era simpatica, faceva ridere, mi è sfuggita. Bene, allora finiamo con voi questa puntatona e chiamiamo tutti gli amici che sono stati con noi nel corso di questa puntata, perché un'altra chicca di quest'anno, dell'edizione di quest'anno, è che noi tutti quanti insieme alla fine della puntata cantiamo, disponetevi qui, grazie, cantiamo la sigla di Mille Voci! Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te, mille voci sono qui per te, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Grazie, alla prossima puntata, ciao!